Buonasera. Scusa se ti ho fatta aspettare, ho avuto un piccolo imprevisto. Tranquillo, non ti preoccupare, entra. Sei bellissima. Volevo dirti che... Porca miseria, ma che succede? Vabbè, tranquillo, stacco la spina e buonanotte. Se vuoi do un'occhiata io alla lavastoviglie, casomai l'aggiusto se posso. No, davvero, D'Andrea, guarda, troppo disturbo, non ti preoccupare, andiamo di là in salotto che è già pronta la cena. Ah, ok. Comunque, tornando al discorso di prima, sei davvero bellissima. E mo che? Mamma mia, scusa Andrea. No, non era mai successo. Devono esserci delle energie strane in questa casa stasera. No. Saranno energie di passione. No, sarà la vicina di casa che porta sfiga. Vabbè, comunque, dicevo, sei davvero bellissima. Madò, pure le lampadine del lampadario. No, cioè, Andrea, ma che effetti hai? Su di te, ho sempre avuto strani effetti sulle donne, modestamente. No, Andrea, intendevo che effetti hai sulle lampadine, sugli elettrodomestici. Manco la bottiglia di spumante ce l'hai lasciata, che cavolo. Sai che c'è? Andiamo di là. Dove? In camera da letto? No, di là, dal dirimpettaio c'è Don Sante, sai, insomma, è sempre disponibile per un esorcismo. Andiamo, cammina! Beh, guarda, voi donne siete assurde. Sì, dall'esorcista, ma va. Volete conquistare milioni di donne sfoggiando solo il vostro odore di uomo, ma siete spocchiosi, nervosi, permalosi? Insomma, non vi si può dire una benemerita minchia? Abbiamo la il profumo giusto per voi. Permalus, un profumo invitante per un uomo irritante. Da Calabra, qualunque mente, se c'è Piro non ci manca proprio niente.